Si è concluso oggi qui presso gli uffici di Casa San Filippo il progetto Demeter, un progetto che il Parco della Valle dei Templi ha avuto finanziato e che riguarda il secondario, ma non per importanza, aspetto della gestione della Valle dei Templi, che è la politica sul paesaggio. Il parco è un parco archeologico ma anche paesaggistico, e su questo il parco ha investito tanto negli ultimi anni, ma soprattutto ha rivolto le attenzioni a livello di progettazione che hanno consentito la realizzazione dell'attività che oggi si è conclusa. Un progetto finanziato che prevede la realizzazione di campi, che prevede l'attenzione riguardo alla biodiversità, che è uno degli aspetti principali del paesaggio della Valle dei Templi, la realizzazione dei campi che avranno la possibilità di essere visitati, la realizzazione di uno spazio importante dove poter consultare una biblioteca che è stata messa a disposizione del mondo scientifico per sviluppare studi sulla biodiversità e del paesaggio, un museo dei grani che è allocato negli uffici, sotto gli uffici dell'immobile di Villa Aurea, che ha avuto la possibilità di essere in questi mesi di attuazione del progetto, essere implementato giorno dopo giorno e consentire l'utilizzo di una banca informatizzata su tutto il patrimonio che riguarda l'ambiente della Valle dei Templi. Siamo da questo punto di vista molto contenti dei risultati ottenuti in questi mesi di realizzazione del progetto. Sono stati di un favorevole riscontro, una partecipazione ai nostri corsi di formazione che hanno avuto la presenza di numerosi professori e studiosi della materia, e con un parterre molto attento che ne ha seguito i lavori per tutta la durata dell'intervento finanziato. Quest'oggi il seminario conclusivo del progetto Demeter, finanziato dall'assessorato regionale all'agricoltura in seno al PSR Sicilia. Tanti gli obiettivi raggiunti, non ultimo quello di essere inseriti come unico sito tecnicamente strutturato dell'agrobiodiversità nel sito nazionale dell'agrobiodiversità, pubblicato dal Ministero dell'Agricoltura già il 3 dicembre scorso. Quindi CBM Demetra, il nostro SIT, Sistema Informativo Territoriale Demetra, è disponibile su tutta la rete nazionale per la consultazione delle oltre 170 schede che già accoglie. Buona navigazione e buona vita a tutti. Oggi si conclude il progetto Demetra con questo interessante seminario che parla ancora una volta di biodiversità, di agrobiodiversità e dell'importanza appunto che questa diversità biologica rappresenta per le future generazioni, ma non solo per le future, anche per le attuali generazioni. È un progetto di prim'ordine, valorizzato e inserito nel contesto della Valle dei Templi, dove esistono anche culture autoctone, dove si tenta di valorizzare attraverso altri progetti le produzioni locali, tradizionali, che costituiscono un grande patrimonio genetico, culturale e socio-economico del nostro territorio.